seduto con gli altri uomini intorno al focolare, mentre le donne curve sul paiolo nero rimescolavano i maccheroni. Egli stava immobile, col cappotto sulle ginocchia, e raccontava di aver comprato il puledro da un vecchio avaro. Sono Ludovica Cadeddu e sono l'attrice dello spettacolo di Grazia Deledda La festa del Cristo, in cui collaboro con Andrea Congia e con l'associazione Tra Parole e Musica. Lo spettacolo è tratto da una novella di Grazia Deledda, appunto La festa del Cristo, che era raccolta nella raccolta Chiaroscuro, e narra delle vicende molto particolari. È una Grazia Deledda scura, con degli sprazzi di chiaro, in cui racconta la Sardegna, quindi i paesaggi sardi, la bellezza del paesaggio sardo, e racconta invece anche i drammi di questi personaggi. La festa del Cristo di Grazia Deledda è una novella che abbiamo individuato già dall'anno scorso per essere trasfigurata e trasformata in un'operazione del palcoscenico, Tra Parole e Musica. E Ludovica Cadeddu è stata l'attrice designata per, insieme a me, fare il taglio e organizzare insomma tutta l'estetica di una lettura che fosse musicata dal vivo, con una colonna sonora dedicata a far emergere i lati oscuri della novella, che in realtà racconta di un pellegrinaggio, la celebre festa del Cristo di Galtellì, il crocifisso miracoloso, che per un errore, come in tante altre situazioni legate a simulacri religiosi in età spagnola, viene ritrovato sulla spiaggia marina di Orosei. È individuato da persone di Sarule che avrebbero desiderato portarlo a Sarule per metterlo dentro una delle loro chiese, ma il gioco di buoi si ferma a Galtellì e non c'è stato mai modo di farli spostare da lì. Allora le persone di Sarule con la cittadinanza di Galtellì si misero d'accordo e il Cristo crocifisso, un crocifisso bianco, rimase lì a Galtellì. Da quel momento ogni anno c'è un pellegrinaggio in occasione della festa, che è il 3 maggio. Ecco, Grazia Deledda, tra fine 800 e inizi 900, raffigura in questa novella un pellegrinaggio, laddove però c'è un personaggio speciale, cioè un cavallo rosso, un cavallo che ha qualcosa di oscuro, qualcosa che fa da presagio a disgrazie o guai che capiteranno in questi 3 giorni, dove persone di Sarule, di Rotelli, di Nuoro si mettono in cammino verso il Cristo di Galtellì.